Avventurosi guerrieri alleati della Chiesa di Roma. I Normanni erano discendenti dei popoli pagani dell'estremo nord. Conquistarono l'Inghilterra dopo la vittoria di Hastings del 1066, ma dalla Normandia scesero anche verso sud, in Italia. Le vicende legate alla dominazione normanna nell'Italia meridionale influirono sul corso della storia dell'Europa intera. Attorno all'anno 1000, l'Europa viveva un periodo di relativa pace. La tanto temuta fine del mondo non era giunta. Si era diffuso un certo ottimismo. Politicamente il continente era frammentato, ma unito dal punto di vista religioso, sotto l'unico credo della Chiesa di Roma. Alla guida di questo vasto gregge di fedeli vi era il Papa. Da secoli i pontefici rivendicavano il loro ruolo di vicari di Cristo in terra. D'altra parte anche re e imperatori sostenevano di governare per diritto divino. Nella lotta tra Chiesa e Impero, il potere secolare aveva avuto la meglio. Il papato era in balia dell'intricata situazione politica italiana. Il seggio di San Pietro era diventato merce di scambio. Era un periodo di grande corruzione. Una situazione che non poteva durare a lungo. Il papato subì un rinnovamento che avrebbe condizionato l'equilibrio dei poteri in Europa. I Normanni svolsero un ruolo di primo piano in queste vicende. Si erano convertiti al cristianesimo ai tempi di Rollone, loro capostipite, e si dedicarono con zelo ai pellegrinaggi. Moltissimi partivano dalla Normandia per recarsi in Terra Santa. Di frequente il viaggio prevedeva anche una tappa in Italia meridionale, presso il santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano. L'angelo con la spada sguainata era infatti il patrono dei Normanni, un protettore ideale per un popolo guerriero che cercava l'approvazione delle istituzioni ecclesiastiche. I Normanni erano un popolo fiero, ma per instaurare buoni rapporti con la Chiesa si sottomisero ai suoi dettami e svolsero un ruolo decisivo nella politica dei pontefici. Attorno all'anno 1000, l'Italia meridionale era un crogiolo di culture e civiltà diverse. Terra un tempo greca e poi romana, aveva le tradizioni orientali bizantine che si fondevano con quelle occidentali cattoliche. Il mondo europeo incontrava quello arabo. Forse la cosa più importante da dire è che la conquista del sud dell'Italia e della Sicilia è molto differente da altre conquiste, diciamo, normanne. Per esempio la conquista dell'Inghilterra da parte dei Normanni è una conquista che viene fatta da un duca, quindi da uno Stato, da un organismo politico nei confronti di un altro organismo politico. Quello dei Normanni nel sud dell'Italia invece è la storia di cavalieri e avventurieri che si inseriscono nelle lotte politiche interne, appunto parte imperiale, parte papale, ma soprattutto il forte influsso del Papa, bizantini e longobardi del sud dell'Italia, lotte fra i musulmani, fra i capi musulmani nell'isola di Sicilia. La situazione politica in Italia era complessa. Il tacco e la punta dello stivale appartenevano all'impero bizantino. Le regioni centrali alla Chiesa di Roma. La Sicilia era in mano araba. Ben presto, però, le cose sarebbero cambiate. A Roma, nella Basilica dei Santi Quattro Coronati, si può ammirare un interessante ciclo di affreschi del tardo XIII secolo. Vi è rappresentata la storia della famosa donazione di Costantino.
Papa Silvestro avrebbe miracolosamente guarito l'imperatore dalla lebbra. Questi, in segno di riconoscenza e gratitudine, avrebbe donato al pontefice la città di Roma e tutta l'Italia. Il documento della donazione venne usato per legittimare il potere temporale della Chiesa. Solo nel 1400 si dimostrò in modo inequivocabile che si trattava di un falso. Quando i Normanni giunsero in Italia, la situazione politica era molto intricata. Nell'Italia meridionale convivevano Longobardi, Bizantini e piccoli baroni locali in lotta l'uno contro l'altro. La situazione era davvero confusa. Formalmente questa parte di penisola apparteneva all'impero bizantino, ma le truppe non erano sufficienti a presidiare il territorio. I primi normanni giunsero in Italia nel 1015. Erano un piccolo contingente giunto dalla Francia in occasione della rivolta anti-bizantina guidata da Melo, un nobile pugliese. Fu questi ad assoldarli e a far balenare loro la possibilità di scacciare i bizantini e di impossessarsi delle loro terre. Alcuni entrarono così al servizio dei signori locali e chiamarono altri compatrioti come rinforzo. Uno dei primi normanni che si inserì nelle lotte fra dinastie locali fu Rainolfo Drango. Egli intuì che avrebbe potuto ottenere generose ricompense appoggiando i signori italiani. E così avvenne. Rainolfo ricevette la contea di Aversa, che nell'XI secolo era un centro strategicamente importante. Fu l'inizio della penetrazione normanna in Italia meridionale. La notizia di questi successi si diffuse rapidamente in Francia. L'Italia del Sud rappresentava una forte attrattiva. Molti normanni seguirono Rainolfo. Fra essi i figli di un aristocratico originario di Hauteville, un paese nella bassa Normandia. Tancredi d'Altavilla apparteneva alla piccola nobiltà e le sue modeste proprietà si trovavano nei pressi di Cherbourg. La sua famiglia era molto numerosa. Aveva 12 figli maschi e un numero imprecisato di figlie femmine. Ovviamente non disponeva di terre sufficienti da lasciare in eredità. Ecco perché i suoi figli, come molti altri giovani figli cadetti, lasciavano la loro casa in cerca di fortuna. L'Italia offriva ai normanni buone opportunità. Gli Altavilla si stanziarono a Melfi, vi costruirono un castello e governarono la città con pugno di ferro. Erano avventurieri, mercenari che offrivano i loro servigi al miglior offerente, ma alcuni di loro dimostrarono grande intuito politico. Uno dei fratelli Altavilla non si accontentò del piccolo feudo di Melfi, aveva progetti grandiosi. Roberto d'Altavilla, detto il Guiscardo, ottenne grandi successi. Dimostrò di essere un leader politico abilissimo. Fu un condottiero geniale. È paragonabile a Giulio Cesare e a Napoleone. Se non fosse morto di febbre tifoidea durante una spedizione contro l'impero bizantino, forse avrebbe conquistato Costantinopoli. La storia dell'Europa e del mondo cristiano sarebbero cambiate. Roberto il Guiscardo riuscì a sfruttare a suo vantaggio il malcontento e le rivalità esistenti nell'Italia meridionale. Il normanno era dotato di una forte personalità, agiva per ambizione e avidità. Era un'epoca spietata e questi avventurieri sfruttavano ogni occasione favorevole.